Cucù, buonasera, benvenuti a casa mia. Buonasera amici a casa, benvenuti. 348 80 40 254 il numero per fotografie, richieste, saluti. Voglio leggere tanti messaggi questa sera, vorrei, dipende tutto da voi all'ascolto. Saluti non solo a Peiretti, qui con me tra un po' ci sarà la bellezza, la voce di Chiara Ceriali è tornata a trovarmi, che bello. Ma a proposito di richieste, partiamo subito così. Sono le 20:06 e questa è la prima canzone di questa sera. Vai regia! Si è spaventata anche la regia. Cucù! Ciao, potete salutarmi Valentina gentilmente. Sono Patrick di Love for Animal. Vorrei sentire Una su un milione di Alex Britti. Eccotela qui. Iniziamo così. Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo fino in fondo. Non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando. Andiamo al polo nord o al sud se preferisci. Accettami, ti prego, dimmi che ci riesci. Non ho detto mai di essere perfetto. Se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto. Se ne trovi di più ancora mi sta bene. Basta che restiamo ancora noi insieme. Amo è qualcosa che si muove su e giù per lo stomaco più freddo della neve. Amo è un buco alla ciambella. La sua dolcezza effimera la rende così bella. Accettami e vedrai, insieme cresceremo qualche metro in più e il cielo toccheremo. Più alti dei giganti, più forti di Godzilla. Faremo una crociera su una nave tutta gialla. Andremo su un'isola che sembra disegnata con colori enormi e un mare da sfilata. Per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto. Ti prego non lasciarlo accanto al sogno in un cassetto. Amo è qualcosa di speciale. Su e giù per lo stomaco è come un temporale. Amo è il sugo sulla pasta. Finché non è finito non saprò mai dire basta. Amo è un dono di natura, perché la nostra storia non è solo un'avventura. Amo è una semplice canzone che serve a me per dirti che sei una su un milione. Che bella! Grazie! Ultimamente vi sto ringraziando tanto perché mi state abbellendo la mia trasmissione con le vostre richieste, quindi spero di leggerne di carine anche questa sera. E la prossima è un'altra vostra idea e devo chiedere scusa a questo telespettatore perché forse l'ho fatto aspettare un po' troppo, ma andiamo a leggere la sua richiesta. Perdono mio caro Claudio di Dogliani che mi ha scritto: ciao Enrico, faresti tutto alle 3 di Pooh, che sono mesi che ho richiesto, ma ti capisco, tutto non si può, se no il programma durerebbe ore. Comunque me la canti, mi fa un piacere immenso. È la migliore cantata da Negrini descritta da lui alla Puccini. Grazie, saluto anche ad Alessia. Va bene Claudio, sei pronto? Anche perché questo brano, regia, ok, bene, vieni. Anche questo brano è un brano particolare, ma perché quando un uomo vede la donna che ama arrivare a casa sua con le valigie, ed è un momento fighissimo. Da lì si aprono 1000 progetti, si aprono 1000 fantasie, il futuro può cambiare.
Ma il problema è che quando succede il contrario, che la valigia è lì perché lei sta andando via, è lì che diventa tutto tanto difficile. Tutto alle 3. E poi ditemi che i Pooh non sono rock, eh? Sentite che roba! Sul volume della TV! Ciao Stefano! La tua valigia è lì sul pavimento. Ricordo il giorno quando l'hai portata. Sentivo piano quante scale pure quanto ero contento. Mentre scendevo quel mattino per aprirti la mia porta. Entrasti come arriva un uragano. Successe come quando passa il vento. Ma io non ti capivo, non ho mai capito niente. Quel mondo che creavi intorno a me sembrava solo strano. Ma ieri sera quando sono tornato c'era un silenzio che gelava il cuore. Era un deserto e luogo abbandonato. Più niente intorno, più nessun rumore. Ed inciampai nell'ombra di me stesso. In quella casa c'era tutto a posto. Sulla valigia chiusa avevi messo 2 righe. Vengo a prenderla alle 3. E ancora notte ed io mi sono svegliato. È strano risvegliarsi di traverso in questo letto grande, grande, troppo grande, grande come un prato, dove mi sento solo come un cane stupido e disperso. La tua valigia è lì sul pavimento e odio la sua lunga ombra scura. E quasi l'alba nasce dietro nel persiano mondo di cemento. E questo giorno ancora nasce piano piano, si mi fa paura. E quando un uomo scopre sul suo viso lacrime calde chiare di bambino, tutto l'orgoglio muore all'improvviso. Mazzo d'un tratto, vado al tavolino e su quel foglio gocce di sudore, gocce di pianto, pochi segni scuri. Ogni parola è un grido di dolore. Ti chiedo scusa, torna a casa amore. Tony Battaglia. Uno degli assoli più belli. Ti chiedo scusa, torna a casa amore. Amico Claudio, ho aspettato un po' a fartela, però credo che ne sia valsa la pena, no? Insomma, signore e signori, Chiara Ceriali! Ciao Chiara, benvenuta! Buonasera, bentornata! ciao Enrico. Bentornata a casa mia! Bentornata sul palco di Casa Peretti in questa diretta! Sei contenta? Grazie. Sei Molto contenta di essere qui? Molto contenta, molto emozionata, Lo che so. un po' è passato un po' di tempo e... Passato un po' di tempo, dovuto anche al lavoro, Sì, ai sì, tanti sì, impegni che hai, però c'è tanta emozione questa tanta sera. emozione. Sono contento. Allora, l'emozione dobbiamo subito cercare di eliminarla, anche se è giusta.
perché altrimenti cosa sarebbe la musica senza emozioni? Niente. Donna, con te. Quanti ricordi dietro me mi segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi batticuori nel presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma soccorre come il sole i tuoi sensi accenderò e piano piano poi spegnerò. Donna, con te di me chissà che sai. Donna, con te se tu lo vuoi. Le tue mani su di me stanno già forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore all'improvviso si aprirà ed un'altra donna uscirà. Sarò una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità e che ti amerà. Donna, quanto cielo su di noi, questa mia età colorala se vuoi, e le notti in bianco e nero quelle le cancellerò, perché donna io con te sarò. Sarò una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità, che ti amerà. Donna, perché donna io con te sarò, perché donna io con te sarò, perché donna io con te sarò, perché donna io con te sarò. Donna, dimmi chissà che sai. Donna, se tu lo vuoi. Donna, dimmi chissà che sai. Donna, se tu lo vuoi. Ta 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 ta. Mi sei mancata tantissimo, ma proprio tanto, sai. Innanzitutto salutiamo il manager Agostino, certo. Poggio, Ciao, Ago. che una settimana sì e l'altra pure ha dovuto assorbire il mio messaggio quando torna Chiara Ceriali. E lui mi fa, ma non può lavorare, non può. E allora stavo bravo per 7 giorni esatto per arrivare il mio messaggio. Agostino, quando torna? L'altro giorno mi fa, c'è Chiara libera giovedì. Io dico, sì, bellissimo, mi hai fatto un regalo di Pasqua, grazie. Il regalo lo fai tu a volermi ogni volta qua. Per me è una grande emozione. Devo solo chiederti solo di centrarti poi un attimino. Ecco, perfetto, se altrimenti le nostre inquadrature vanno. Senti Chiara, noi abbiamo tanti ascoltatori nuovi, tanti che ci seguono da una vita. Racconta un po' di te.
ai nostri amici a casa che seguono Casa Peiretti da un paio di mesi. Ricordiamo solo il 348 80 40 254 per richieste, fotografie, saluti al Peiretti e complimenti per la nostra Chiara. Raccontaci di te. Allora, dunque, intanto ciao a tutti, prima ero un po' agitata, adesso abbiamo già sciolto un po' il ghiaccio, quindi non vi ho salutato bene, e ciao anche a tutti i nuovi. Io sono Chiara Ceriali e vengo da Coazze, in provincia di Torino, e ho 24 anni e nella vita lavoro per una compagnia teatrale, sono una segretaria di produzione, quindi sono sempre in girula per tournée e quindi per questo motivo non ero più qua sugli schermi di Casa Peiretti. Bene. Va bene. Andiamo avanti con la musica, avanti. Abbiamo tanta musica da farvi ascoltare questa sera, tantissima, e adesso andiamo nel repertorio di Mina con uno dei suoi brani più belli, Ancora. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo letto, di amarti non smetto, no. Tu stupendo sei un amore sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora di abbracciarmi, ancora di amarmi, ancora di pigliarmi, ancora farmi morire, ancora perché ti amo ancora. Confusione la tua mente quando ama completamente, sì. Con le sue percezioni metti a punto le mie inclinazioni, perché io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora sul mio collo, ancora di restare ancora con
Uno spettacolo, un insieme di talento, bellezza, emozioni. Grazie, grazie e ancora grazie Chiara. Sono le 20:25, avete mandato il vostro messaggio quotidiano? Se l'avete fatto bene, se non l'avete fatto male, molto male, anche perché rischiate poi domani di avere un po' di sfortuna se non mandate il messaggino, io ve l'ho poi detto, non dite che non l'avevo detto. Regia, mi lanci a monitor la prossima canzone, che è una loro richiesta che dobbiamo dedicare a degli amici che hanno avuto questa bella idea. Ciao a tutti, siete grandissimi, io e mio marito vi ascoltiamo e cantiamo sempre con molto piacere. Bene, puoi farci una qualsiasi canzone di Ultimo? Grazie mille, siete stupendi, Emanuele e Milena. E allora per quanto mi riguarda una delle più belle di Ultimo, anche perché non ne so tante, questa più o meno vagamente mi ricordo che fa così. Piccola stella. Hai da sempre compreso la mia fantasia, l'hai accesa, poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore, hai preso il mio giorno, lo hai reso migliore. Ora scrivo qui in fretta per dirtelo ancora, che sei forte e fragile senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo, sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Scusate, un po' di tosse. Ci sta? Hai da sempre compreso la mia nostalgia dei giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, perché dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo, sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei l'immenso di un attimo andato del mio sogno, la parte migliore. Sei quel vento che soffia da sempre, ma che riesce a non farmi cadere. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Dedicatissima! La cantiamo insieme il finale? Dai, voglio sentire tutti voi. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Tutti! Nei momenti. Chiara, hai sentito il coro che hanno fatto su questo brano? Certo, Ma a sì. te non è mai successo? Aspetta che Aspetta ok. Non è mai sposto io. successo di avere
il gati, quando stai cantando c'è qualcosa che si mette lì, saliva che non va, nessuno è giù e vai a cantare tutta la canzone così. E poi divertente. È divertente perché non ti esce un suono neanche a pagarlo. Andiamo, ci scateniamo un po' perché arriva il brano straniero. Però presentalo tu perché io con l'inglese vai tu, va, che allora, facciamo di sicuro più bella figura. Russian Roulette di Rihanna. Wow, pronti a casa? Russian Roulette. Bene. Take a breath, take a deep, calm yourself. You say to me, if you play for keeps. And take the gun and count to 3. I'm sweating now, moving slow. No time to feel, my turn to go. And you can see my pity. You can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving. Know that I must pass this test. So just pull the trigger. Say a prayer to yourself. It says close your eyes. Sometimes it bends, and I get a scary thought that is here means it's never lost. And you can see my pity. You can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving. Know that I must pass this test. So just pull the trigger. A smile flashes before my eyes. I wonder will I never seen another sunrise. So many won't get the chance to say goodbye, but it's too late to think of the value of my life. And you can see my pity. You can see it through my chest. Said I'm terrified, but I'm not leaving now. Know that I must pass this test. And you can see my pity. You can see it through my chest. And I'm terrified, but I'm not leaving. No, know that I must pass this test. So just pull the trigger. Bello, 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 brava. Adesso però torniamo a cantare in italiano e vi portiamo all'interno di un brano con tanta emozione. Ne parlavamo prima durante le prove che di questa canzone non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di non posizionato al posto giusto, né come musica che come testo. Il brano di Arisa si intitola Canta ancora.
non ha bisogno di altre parole. Voi entrate nel testo, entrate nella voce di Chiara, entrate in questa musica che è stata scritta per Alisa. Solo il fumo del caffè, sei bella ancora, ricordati pensare a te, nei giorni strani, in quelli in cui non credi più, nelle tue mani c'è ancora quel calore che non riesce più a sentire, quell'uomo che non sa più dire sì. Ricordo ancora il cielo di domenica e la tua gonna legarsi con la musica. Cantavi sempre, perché non me ne canti più quella canzone dolce per farmi addormentare. Canta, canta ancora, che io non mi stanco, canta fino a quando viene sera, da qui l'eternità. E se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi, con una mano solleverei le pene che tu hai e ti proteggerei per sempre, perché senza di te non sono niente, perché a me basta che tu sia qui accanto a me, tu che mi hai dato tutto, tu che sei quella parte di me che si unisce al cielo. Sei bella ancora, ti oscurano le lacrime, anche se a volte il sole torna a splendere sul tuo sorriso, dimesso e malinconico, perché quel viso stanco è della donna che più amo al mondo. Canta fino a quando viene sera, da qui l'eternità. E se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi, con una mano solleverei le pene che tu hai e ti proteggerei per sempre, perché senza di te non sono niente, perché a me basta che tu sia qui accanto a me, tu che mi hai dato tutto, tu che sei quella parte di me che si unisce al cielo. Non è l'aurora, è solo il fumo del caffè. Già. Che emozione, che forte emozioni questa sera in Casa Peiretti. Sì, sì. Adesso è arrivato il momento della pubblicità, ma lo sai cosa voglio. Aia. Sì, È sì, quel sì, momento. sì. È quel momento. È quel momento. È quel momento. Ma sarà pronta. Ma è prontissima, ma è prontissima, perché non possiamo, è più forte di me perché non è venuta da sola, Chiara, no? Ma presentala tu. Stasera mi ha accompagnato, penso, la mia più grande fan
fra tutte. Anch'io, io sono stesso No, livello. beh, certo, ci mancherebbe. Però sì, stasera c'è qui con me la mia nonna Marisa. Marisa, vieni qua vicino a me, vieni qua vicino a noi. Qua in Marisa, vieni, si unga i cavi, Marisa, guardala qui, Marisa. Ma che emozioni stai vivendo sentire Chiara cantare questi brani? Guarda, è una cosa che non posso descrivere. Hai gli occhi lucidi, Marisa? Sì, sono emozionata. È emozionata. Marisa, è arrivato il momento della pubblicità e quindi è il tuo momento. Quindi loro devono continuare. Adesso ti spiego cosa dovresti far capire. Loro devono continuare a mandare i messaggi al 34880 40 254, il numero che non vedo più ma dovrebbe apparire a momenti, e non cambiare canale perché abbiamo ancora tanta musica da far ascoltare. Insomma, spiegaglielo tu però. Cosa dire? Non cambiate canale assolutamente. Loro ritornano in 2 minuti, 3 al massimo, e quindi adesso diamo la pubblicità. Dammi un basin. Pubblicità. Sarà, e poi sarà come bruciare nell'inferno che imprigiona. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. Amore che non vola, che ti sfiora il viso e ti abbandona. Amore che si chiede, ti fa respirare, poi ti uccide, e poi ti dimentica, ti libera, e poi la notte che non passa mai, la notte che non passa mai, e poi sarà come sparire, se vorrai andare via, e se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. Amore che non vola, che ti sfiora il viso e ti abbandona. Amore che si chiede, amore che si piega, ti fa respirare, poi ti uccide, e poi ti dimentica, ti libera, e poi ti libera, e poi la notte che non passa mai, la notte che non passa mai. Che te devo dire? Non ho più niente da dire, sarei ripetitivo, quindi sai cosa ti dico? Andiamo a leggerli. Andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fino a qui. Vai regia, vai regia, vai Federico in regia. Ciao amici, un abbraccio Dani, ciao Dani, bentornata. Ciao. Casa Beretti, ciao Dani, grazie. Un saluto e bentornata a Chiara Ceriali. Fabio da Bricherasio. Ciao Fabio. Ciao Fabietto, ciao Bricherasio. Un caro saluto da Barbara e Balto. Oh, che Enrico, bello. un abbraccio, ma siete meravigliosi. Bellissimo.
Siete Balto, guarda, bellissimo, Barbara stupenda, questa foto la voglio sul comodino, questa foto io. Bravi! Ciao Enrico, un saluto ai tuoi ospiti, viva Casa Peretti, grazie di esserci. Roby75 hashtag metti sul 13. No, grazie a voi, grazie a voi. Ciao Roby. Noi siamo qua, facciamo la cosa più bella del mondo per quanto ci riguarda, che è cantare. Ciao Enrico, oggi tocca a Chiara che ha conseguito la laurea in psicologia a Roma. Un caro saluto da tutti noi, Chiara, Serena, Eleonora, Luca, Claudio e Massimo da Carmagnola, però oggi da Roma. Ah, che bello! Congratulazioni! Ma congratulazioni, sì, vabbè, guarda, due figlie, tutte e due laureate nel giro di un mesetto, forse meno, 15 giorni, più che farvi veramente complimenti, straordinari. Ciao Enrico. Ciao Enrico, ciao Chiara, anche questa sera sono presente. Bellissima puntata, bravi. Un super abbraccio da Stefania da Rondissone. Ciao Stefania. Ciao Stefania. Ciao Rondissone. Grazie, ancora grazie. Perché non ho tolto il nostro testo sotto? Oh, buonasera a tutta Casa Peretti, bravissima Chiara. Silvia da Mottalciata, ciao Silvia. Grazie, ciao Silvia. Ricordo che domani sera qui con me la zia Marta e me ne combinerà una dietro l'altra. Enrico, che bellino il tuo balletto inizio trasmissione. Un abbraccio da Barbara B. Io vorrei sentire quella di Mengoni a occhi chiusi. Arriverà anche a occhi chiusi. Sì, bellino, ma dopo un po' lo vorrei cambiare. Io vorrei vederlo ballato da tutti voi. Vediamo cosa riesco a combinare. Ciao Enrico, anche stasera con te una bellissima serata, complimenti a Chiara, buona Pasqua a te e a tutto lo staff. Un saluto Martina, Arianna e Paolo da Alessandria. Ciao Martina. Ciao, grazie. Ciao Arianna, ciao Paolo. Grazie. Ciao ragazzi, buona Pasqua e Pasquetta anche a chi lo stop non rispetta. A chi lo stop non rispetta vuol dire che non ti fermi né per lavoro, cioè non continui a lavorare sia a Pasqua che a Pasquetta? No, noi ci fermiamo. Ricordo che a Pasquetta sarò in punta alla Rocca di Cavour, ma è sold out, quindi non posso neanche più pubblicizzarlo. È tutto iper pieno, grazie a chi ha deciso di passare la Pasquetta con me. Grandissimi come sempre. Possiamo richiederti l'ultimo gigante di Celentano? Wow, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ma che brano che mi sei andata a prendere dell'album La Pubblica Ottusità. Proverò a creare una base e proverò a far qualcosa per voi. Grazie per questa richiesta. Ciao Enrico, buona serata, sempre con le tue belle canzoni. C'è Superman che cammina sulla spiaggia e vede Wonder Woman sdraiata con gli occhi chiusi che si dimena. Lui si spoglia e si avventa su lei e si sente un urlo, lui vola via e lei dice: uomo invisibile, cosa è successo? Un saluto alla bellissima Chiara, Massimo da Venaria. Grazie. Ma tu l'hai capita Barzelletta? Io continuo. Ragazzi, basta barzellette. Dalla prossima settimana apro le telefonate, perché io voglio che me la raccontate e me la spiegate anche, perché altrimenti ci resto male, cioè ci resto così come una pera. Quindi gente, io non l'ho di nuovo capito. Ma regia, che cavolo, dai. Leggi il prossimo. Leggi. Ciao Enrico, anche questa sera un vero talento. Complimenti Chiara, che voce. Un saluto da Fabrizio di Quarona e Simone di Borgosesia. Ciao Fabrizio. Grazie mille. Ciao Simone. Grazie. E grazie ancora per tutto alle tre, Enrico. Cantata come sempre benissimo. Sono arrivato proprio in tempo a casa dopo la giornata passata al pronto soccorso. Niente grave, roba della terza età. Saluto tutti, Claudio. L'importante è che in questo messaggio ci sia scritto niente di grave, perché appena uno legge pronto soccorso mi viene l'ansia. Quindi sono contento che sei a casa e che ti sei goduto la tua richiesta e questa bellissima puntata in compagnia di Chiara. Grazie Claudio. Ciao Claudio. Brividi, ho pianto. Grazie Enrico, grazie Chiara. Paolo da Bardassano. Grazie. Ciao Paolo. Domani sera hai una richiesta che dovrebbe arrivare, un altro bel brano richiesto proprio da te Paolo, arriva domani, è bello riaverti. Buonasera a tutta Casa Peretti, Enrico, Andrea di Borgomanero. E noi Buonasera. Andrea c'è sempre puntualissimo col suo messaggio in onda, grazie. Ormai sono un vostro fans e non riesco più a fare a meno di questo, neanch'io. Da Oscar di Casalgrasso, 10 anni. Ma Oscar, mandaci una foto Oscar, dai che ti salutiamo. E ciao, scrivici Oscar. di che squadra sei, se sei della Juve, del Toro, dell'Inter, del Milan. Forza Oscar, grazie. Che bello sto messaggio però, raga. Ari, ciao Enrico da Roby75. No, ma Chiara ovviamente brava. Quanto è Anna Oxa uguale. Grazie. Beh, un complimentone, beh sì, Non so ma se- ha ragione. Beh, questo... Grazie Roby75.
Ciao, complimenti per il programma e complimenti a voi. Un saluto speciale a Chiara dalla sua ex collega Angelica. È davvero un'emozione vederti in TV. Mi piacerebbe tanto sentire il tuo inedito, stringimi ancora. Ciao Angi, grazie mille. Magari la prossima volta anche l'inedito. Non l'abbiamo provato l'inedito. Oggi no. Oggi no, Però... vediamo se la prossima volta. Anche per non fai aspettare un altro anno, però. No, ci proviamo. Cioè, grande Enrico e super Chiara da mamma Mara. La tua Ciao mamma. Mara. Ciao. La tua mamma si chiama Mara. Sì. La mia mamma si chiama Mara. Ma guarda quante vedi, cose abbiamo in comune. vedi. Ma guarda quante cose. Davvero, è vero. Tanto brava a cantare quanto la notte a russare Umbi. Questa però Questa non si doveva dire. non Questo era possiamo un segreto. commentarlo. Non la commentiamo. Non possiamo, andiamo avanti. Non la commentiamo. Vabbè, Vera va. nonna che ride. Lei se la ride. La nonna ride, ma lo confermi questo o non è vero? Assolutamente non è vero. Come tutti quelli che russano lo Ma dicono, non è vero. assolutamente dicono non russiamo. No, sto scherzando. Bravissima Chiara, è sempre bello vederti in TV. Grazie per le emozioni che ci regali, lo dice Omar. Grazie Omar, grazie. Ciao, Omar. Ciao. Si scherza qua in casa Sì, Piretti. sì. Livio Cep, il mio amico Livio Cep, nonché grande giornalista e tale scout, ci scrive: passare da un pezzo dei Pooh ad uno di Ultimo è come guidare un Audi e poi andare su una 600 multipla a cui devono fare la convergenza. No, come sei cattivo però E Livio via. stasera, non è vero. Credo che Ultimo abbia scritto delle cose molto belle. Ok, i Pooh sono lassù, però dai, adesso il paragone mi sembra un po'. Ti voglio bene. Buonasera Casa Peretti, bella serata, una richiesta, uomini soli. E quando iniziano i Pooh, quando arrivano le richieste dei Pooh. Questa dovresti saperla. Vabbè, sì, le so tutte dei Pooh. Se vuoi una sfida, le so tutte, dalla prima all'ultima. Grazie, rimango comunque in attesa di quella che sai già. Grazie per la bella serata, complimenti alla tua ospite Alessandra, come sempre a Torino. Alessandra, fammi una sfida sui Pooh, va bene? Uomini soli, la so, te la farò la prossima settimana, domani non c'è un'altra dei Pooh in programma, però qualsiasi canzone dei Pooh, se volete sfidarmi, io sono qui. Ciao Enrico, un saluto e un abbraccio. Ciao Vito da Torino. Ciao Vito. Vito c'è, anche questa sera Vito c'è. Bravo Vito. Buonasera Casa Peretti, che bella quest'ora di musica e rilassamento. Vi seguo sempre, anche quando non vi scrivo. Chiara, molto brava. Luciano di Brandizzo. Grazie Luciano. Per fortuna siete in tanti a non scrivere. Questo ognuno può decidere cosa fare, no? Se volete scrivere va bene, se volete non scrivere va bene. L'importante è che stiate insieme a noi quest'ora. Poi tutto il resto, grandi Enrico e Chiara, fantastici. Sabri e Luca da Venaria. Grazie Sabri, ciao Luca. Grazie Venaria. Bellissimo il brano straniero, bravissima, e lo dice la Chelucci. Grazie, ciao. La Chelucci ha sponsorizzato questa cosa di fare un brano straniero, almeno uno in puntata. Brava, ecco. Brava, sì. No, sto scherzando. Anche lei lunedì ha fatto un brano bellissimo, non mi ricordo quale, ma molto bello. Siete unici, qualsiasi canzone va benissimo. Luca e Sabri da Venaria Reale. Grazie. Siamo quasi alla fine, sono le 20:57, ragazzi. La nonna, una diva, e la mia mamma, la adoro. Un po' di parte però. Vabbè, no, ma io non sono di parte. Secondo me vero, è verissimo. la nonna anche io. Mi è mancata anche la tua nonna poi. Grande Chiara, sei sempre bravissima e noi ti vogliamo tanto bene. Nadia e Mauro. Grazie Nadia, Mauro. Quanto affetto. E poi cosa abbiamo? Abbiamo questo. Ciao Enrico, grazie dei complimenti da Barbara e Balto, ti vogliamo bene. Anch'io, anche se non vi conosco. Siete bellissimi. Quanti anni ha Balto? Voglio sapere l'età di Balto. Quel cagnone bellissimo. Volevo fare tanti complimenti alla mia nipotina, è davvero molto brava. Un abbraccio da tutti noi, ma proprio tutti. Grazie. Tutti. Signore e signori, manca pochissimo alla fine di questa puntata. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento domani sera. Ci sarà qui con me la zia Marta, ci saranno tante vostre canzoni richieste. Ma l'applauso questa sera va forte, anzi va fortissimo per Chiara Ceriali. Grazie mille Enrico. Continuate l'applauso a casa per la regia di Federico. Ma non voglio chiudere così. Vieni qui. Ma manca pochissimo. Mancano 25 secondi al termine di questa puntata. Chiudila tu. La nonna vi dà l'appuntamento domani. Vai. L'appuntamento domani alle ore 20, dalle 20 alle 21, mi raccomando, a casa Peiretti. Perché dalle 20 alle 21 non ci siete per nessuno. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.
luna